E siamo puntuali anche questo sabato, cari amici, care amiche. Il tema famiglie, aziende, economia è sempre presente, anche se l'emergenza oggi, ne abbiamo parlato nelle ultime due trasmissioni, della situazione grave che vivono 4-5 milioni di famiglie per la tensione dei debiti, cartelle esattoriali, eccetera. Ne volevamo parlare anche oggi, però intanto vi dico che abbiamo avuto un ottimo successo, abbiamo avuto parecchie telefonate e stiamo cercando di vagliare con i tecnici quali sono le possibilità per aiutare queste persone a risolvere comunque i problemi di contenzioso. Ve lo sapremo dire in futuro. Oggi parleremo molto velocemente di un'altra emergenza, ma anche quella è emergenza, anche quella porterà dei contenziosi, perché quello che è successo qui dalle nostre parti in settimana ha portato un grande disastro nelle campagne, ha steso vigneti interi, ha scoperchiato case e sicuramente con la sofferenza, anche con il grosso disagio che ha procurato in questi giorni ai nostri amici agricoltori, ci sarebbe la necessità di una urgenza anche in questo caso. Ma speriamo che in futuro ci sia più attenzione anche verso l'agricoltura, proprio perché noi dipendiamo dall'agricoltura, noi vogliamo che l'agricoltura vada a crescere, non ad essere distrutta nel nostro paese Italia, perché abbiamo le eccellenze della produzione di tutto quello che la nostra terra ci può dare, e il sostegno per le famiglie, il sostegno per le popolazioni. Bene, io non mi prolungherei molto, però vi invito appunto a seguirci, perché noi continueremo a parlare della legge 3, del sovraindebitamento e della possibilità di trovare delle soluzioni assieme ai nostri tecnici. Perciò vi invito a telefonare al numero in sovraimpressione, e ve lo dico, è il 3756 468181, ripeto 3756 468181, verrete richiamati e contattati per analizzare quelle che sono le vostre problematiche, e vedremo appunto di essere il più bravi possibile a darvi una soluzione, a trovare una soluzione per i vostri problemi. Vi saluto anche da parte di Claudio Granziera, che purtroppo ha avuto in settimana anche lui una terribile, come si può dire, azione del vento sulla sua casa. Un albero è andato a finire addosso al tetto, un albero di 100 anni, mi raccontava, e perciò ha dovuto chiamare l'emergenza, i pompieri che hanno risolto il problema provvisoriamente. Bene, saluti da parte di Claudio Granziera, saluti da parte mia, da Bruno Zanette, e ricordatevi, chiamate e noi vi risponderemo. Ciao, grazie.